Un saluto a tutti, una buona serata a tutti gli amici del canale. Oggi la giornata è stata molto calda, il tempo finalmente si sta aggiustando come dico io, quindi tra un po' andremo al mare. Se fa così altri 4-5 giorni, tranquillamente. Ciao Cristian, andremo al mare. Ciao coreano. La giornata è stata, ciao Medusa, è stata molto calda. Ciao Vittorio, quindi spero che si mantiene così, così andiamo un po' a mare. Facciamo qualche diretta dalla spiaggia che è meglio. Ciao Anna, ciao a tutti. Sì, sì, così bello. Guarda, io amo il mare. Mi piace la montagna, però il mare è sempre mare. E a San Severino, sì, sì. Ciao Massimo, a San Severino fa sempre freddo. Ciao Samuele. È come a Baronissi dove stanno Salerno, quindi perciò senti parlare napoletano. Diciamo al finale cambia poco la parlatura napoletana da quella salernitana. Diciamo, ma di poco. Quindi diciamo che sì, sì, qua oggi stiamo a 22 gradi, Medusa. Quindi è stata abbastanza calda. Stamattina sono sceso a Salerno e stavano già la gente su, sa, a prendere il sole sulla lungomare e stava qualcuno che si faceva pure il bagno, la verità. E che da dice? Parlate della mia così, cioè al finale è questo. Cioè, come hai sentito parlare, questo è Salernitano. In effetti se chiama un amico dico, oh fra, come stai? Cioè, fratello, come stai? Cioè, come in napoletano dico, oh frate, tutto a posto, cioè tutto bene, cioè non è che no, te lo devo preparare la verità, devo inventare che cosa fare giustamente, un piatto vegano che non è facile, capisci? Io sono stato ultimamente a mangiare al vomero, la verità mi è già creato, facetto, come si dice, pochi fritti, fritture di mare, facetto pochi panzalate, ma mi è già creato. Ciao Marco, buonasera. Siamo stati a Vomero, e comunque ha fatto i spaghetti che vengono, ha fatto pure panzalate, ha fatto la frittura mista. Ho tutte cose, vino, acqua, 25 euro. Ma poco. Alla fine se vai a Torino con 25 euro, che sono stato a Torino, e non ti accatto niente, Ricky. Anche vegetariano te va bene? Sì, sì, allora vegetariano o vegano. Ok. Però non sai cosa ti perde non mangiare non dico la carne in effetti perché so che fa male, però ogni tanto una fetta di carne ce può. Eh sì, ne valeva la pena, sì. Ecco, io sono stato a Torino, no? A Torino ti dico, Medusa, ci sta la carne di fassone, no? La salsiccia di bra. E tu vai a Torino e non la mangi, dai. Lì vai bene con la farinata di ceci tu, che la puoi mangiare perché sei vegana, quindi quella la puoi mangiare. Sì, non potevo andare da nessuna parte, si può dire, a Milano ne parliamo proprio. A Milano non si può comprare neanche il pane. Lo so che è una scelta quella di essere vegano, per l'amor di Dio, è una cosa tua, Però la carne,
come il tofu, non è uguale, diciamo tutti quanti usano quel tofu che dicono che è come la carne, ho assaggiato veramente, ma tutto mi pare tranne che carne. A Torino, ti dico, sotto i portici tipo Torino, ti dico tanto per dire una stronzata, il pane 8 euro al chilo, qua a Conad qui ci sta un tipo di pane casereccio che lo vendono a 1 euro al chilo. Tu pensa un po', 1 euro e lì 8 euro, 7,90. E che oro il pane a Torino. Poi ci sono i supermercati, sta l'Auchan, puoi comprare a Torino, quindi non è un problema. Però io parlo proprio di negozi, capisci? Nei negozi non puoi entrare. Sì, sì, la pizza è inutile, l'ho mangiata a Torino, ragazzi. Non è arte loro. Allora, il tofu l'ho mangiato, non sa di nulla secondo me. Al finale a Torino ho mangiato la carne di fassone, la salsiccia di bra, gli agnolotti che sono la fine del mondo, la farinata di ceci. Quindi ho girato molto, quindi conosco tutti questi piatti. No, no, sono divorziato, però convivo con una ragazza già da oltre anni, diciamo. Stava e avanza una volta sola, quindi si va avanti. No, ma figurati, sono cose della vita, capitano, quindi come si dice? Si deve andare avanti, non ti puoi fermare, la vita purtroppo va avanti e quindi si va. Quindi convivo, se va bene, se non va bene, ciao. Sì, sì, lo so, ultimamente stanno andando di voga i ristoranti vegani, che per questa cosa che molti mangiano vegano, poi vegetariano, so cose diverse, chi mangia le uova, chi non mangia neanche proprio nulla, sono vegani che mangiano le uova, vegani no, è un casino al finale, pure io non ho mai capito nulla al finale, guarda. Sì, sì, Samuele, sto facendo tutte le live, sai perché? Perché mi contestano ogni volta che io faccio notizie, come ti ho detto io, che dicono che io ripeto le notizie. Ma se ti faccio l'esempio, no? Succede il terremoto 5 volte oggi. È normale che io riporto 5 terremoti, 5 video diversi, perché non è che capitano lo stesso giorno. Sì, l'ho fatto pure io, sì. Quindi allora voglio provare questa, non sta via, diciamo. Voglio dire, ora faccio la diretta di quello che accade. Voglio vedere se me lo danno come video o come diretta. E voglio vedere se stavolta non scrivono contenuti ripetitivi, ma se sono 5 terremoti diversi, in località diversi, in orari diversi. Non mi puoi dire che sono contenuti ripetitivi, capisci? Oppure la dico fra un giorno la stessa notizia, fra 2 giorni, 3 giorni, ma qui si parla che se ora fa il terremoto, no, no, non si vede, è molto lontano, no. Devi arrivare più o meno, mo ti dico io, melanisti, solo mele. Come si fa, ragazzi? No, per me statisticamente è impossibile, non è per me proprio. Sì, ho visto un video, ho visto in TV che questi si portano 2, 3, 4 mele al giorno e la mangiano. Ciao Anastasia. Quindi questi per 4 giorni si mangiano queste mele, se le portano in ufficio. Ma come fai? Però hai un'alimentazione dai, non salutare alla fine. Come fai a mangiare solo mele, dai?
cioè i carboidrati, diciamo che tutte le vitamine vanno assunte. Pure io, ad esempio, sempre a dieta puntualmente perché mi piace mangiare. Però il dietologo, ogni dietologo che sono andato. Ciao, good morning. Tutti i dietologi dicono che bisogna mangiare poco ma tutto. Questo è sempre il problema. Se ruttasse, no, no, guarda, se rutta il Vesuvio, ragazzi, qua sicuramente arriverebbero da qui, vedi? Da questo lato qui sta il Vesuvio. Quindi penso che la cenere arriverebbe da questa zona qui. Perché invece di qua si va verso la Calabria, capisci? Quindi il Vesuvio, diciamo, in linea d'area sta da qua. Quindi la cenere arriverebbe tranquillamente qui, eh. Quindi poi se i campi flegrei eruttano, allora ragazzi, qua viene spazzato via tutto pure dove sto io, perché quelli là, quello è un, non è quello là, quello è un super vulcano. Cioè vedi dietro a queste montagne, lì ci sta il Vesuvio, da qua in linea d'aria tu non lo vedi. Vabbè, è normale, Adriano. Sì, sì, se i campi flegrei si porta tutto, secondo me, da Roma in giù spazza via tutto, secondo me. No, ma secondo me è una cosa assurda, cioè solo mele, no? A parte la debolezza, a parte le vitamine mancano, ma poi è squilibrata proprio. Cioè alla fine secondo me si sentiranno pure male, eh. Davanti a Marsilio, quindi stai in prima linea tu, però non ti preoccuparti, noi stiamo in seconda. Allora tu calcola che se erutta il Vesuvio, se non moriamo di peste, come si dice, moriamo di carestia, perché se non moriamo subito, le conseguenze saranno dopo, quindi, come si dice, se non muori di peste, muori di carestia. Quindi se ci salviamo pure in quell'istante che l'ha fatto l'eruzione, poi si muore dopo, quindi non cambia niente. Perché parliamoci chiaro, dove scappi? Quello sta qua dietro, dopo queste montagne, dove va? Tu dici vabbè ma scappi verso la Calabria, sì ma se traffico ci sarà quel giorno poi. Facciamo come il film, ti ricordi quando cade l'asteroide? Quale film era? Te Day After Tomorrow, l'alba del giorno dopo. Quando arriva l'asteroide stanno tutti in coda che vogliono fuggire dall'asteroide. Si blocca il traffico, ciao ciao. Quindi ragazzi, al finale è meglio assistere Marsili, le Campi Flegrei, Vesuvio e anche l'Etna comunque può distruggere la Sicilia. Scherzando e scherzando, l'Etna sta sempre in movimento al finale. Sì, ha ragione, sì, era Dead Impact, sì, come quel film lì, sì, è di Dead Impact, sì. Vedi tutte le macchine che stavano bloccate, che i ragazzi poi sono fuggiti col bambino con la motocicletta, sì, quel film lì, non mi ricordo. L'alba del no, hai ragione tu, sì, sì, quel film là, sì. Cioè, se scappiamo tutti verso la Calabria, sai che traffico c'è, si blocca tutto. Sì, sì, diciamo che l'Italia è la zona più sismica, diciamo che ci sta, a parte le Filippine ed altre cose, anche noi stiamo quasi nella... Bravo, hai capito dove, comunque. Quindi, non è che stiamo bene. Allora, calcola, vedi, il mare sta di fronte a me, guarda, no? Se il Marsili, vedi tutte queste case, queste le spazza via tutte. Forse qui sopra, sì, di Salerno, sì. Forse qui sopra, siccome stiamo in un'altitudine un po', diciamo un po', stiamo più o meno un po', ma lì spazza via tutto. Quello come sta scritto, la Campania, diciamo, Campania, Costa Calabrese e Sicilia
le spazzavia. C'è il Marsili in effetti, eh. Il Vesuvio è pericoloso, i napoletani non avranno il tempo di andare via, credimi. A volte qualcuno mi fa nelle video mi fa: ma Giuseppe, ma io sto abito qui, che succede? Ma cosa ti posso dire? Non avrai il tempo, no, non posso dirlo. Quindi chiunque vive nella zona rossa di Napoli, sì, forse Michele, non è detto, ci sta sempre il dubbio. Però chi abita sotto a Vesuvio, parliamoci chiaro, Michele, chi si salva là? Se quelle rotte a Vesuvio in modo buono, quello non dà tempo a nessuno di scappare. Non parliamo di quell'altro dei Campi Flegrei, quello fa paura, quello spazza via pure Salerno. I napoletani in prima fila e noi in seconda, non è che cambia tanto. Quindi al finale è esagerato in tutti i lati, quindi i napoletani arrivano per primo e noi per secondo, non è un problema. Vabbè, Cristian, possono dire che vogliono al finale, quindi nessuno lo sa quando scoppierà. Come dicono ragazzi, nessuno saprà mai l'ora e il luogo, nessuno. Può fare pure mentre stiamo facendo questa diretta, questa è una cosa. L'Etna, diciamo, l'Etna sta ruttando, i campi flegrei sono attivi, il Vesuvio è altrettanto. Se ruttano ci saranno conseguenze per tutti. Bravo Samuele, può succedere oggi, domani, fra 100 anni, fra 1000 anni, chi lo sa. Vabbè, ma loro dicono il prossimo perché giustamente vedono tutti questi movimenti della Terra. Allora giustamente loro dicono il magma sotto si muove, ci sta qualcosa che non va e allora è imminente, scrivono tutti i giornali, è imminente un'eruzione del vulcano perché la Terra si muove in continuazione e quello è il loro, diciamo, purtroppo è il loro mestiere e quindi è anche un modo per, diciamo, per discolparsi perché come devo dire, oh, ma io l'avevo detto, capisci? Quindi loro si mettono con le spalle a coperto, capisci? Ma io avevo detto che quello la terra stava muovendo, era preoccupante. Allora, come se si proteggessero pure. Ciao Silvana, ciao. Quindi, in effetti, quando dicono è imminente un'eruzione oppure un terremoto, quelli vogliono prepararsi, come si dice, salvarsi il culo. Che se succede loro dicono: no, ma io l'avevo detto però che era possibile, quindi è un modo per proteggersi. Quindi ragazzi vi auguro una buona serata. Bravo, mica loro, mica noi. Ma tu pensi che l'osservatorio quello là di Napoli si vuole spostare perché dice che è pericoloso stare lì? Pensa un po'. E noi che facciamo? Rimaniamo qua? C'è l'osservatorio, no? Vuole andare via perché dice che ultimamente si è intensificato, diciamo, la cosa e dicono che devono spostare questo osservatorio, diciamo, della Terra del Vesuvio e dei Campi Flegrei. Lo vogliono fare più lontano. Allora qualcosa non va. Come scusa, è normale se l'osservatorio sta lì perché là sta il vulcano, là sta. E allora già da qui tu pensi, dici, allora questa è la cosa non sta bene. Ma è normale, è come ho fatto della chiesa che ho fatto stamattina, che la chiesa ha fatto, ha speso 30 milioni di euro per un osservatorio. Ma se tu non credi negli extraterrestri, che lo fai a fare? È come a questo, mo dicono noi ce ne andiamo da qui perché è pericoloso. Per te e per me. È pericoloso solo per te. Secondo me, guarda, tutte quelle persone
Sì, ho fatto la live stamattina, ho fatto del telescopio che diciamo ha fatto il Vaticano, che si chiama, guarda caso, Lucifer, un bel nome, eh? Hanno azzeccato proprio il nome. Sì, vedilo, quello è il telescopio che ha messo il Vaticano, che l'ha chiamato niente di meno che Lucifero. Assurdo proprio, dai. La chiesa che mette il nome di Satana. Però, mamma, oramai non mi meraviglio di tutto. Allora, serve per l'esobiologia, la vita, diciamo, al di fuori del nostro pianeta. Questo osservatorio serve per questo. Perché loro in Alaska ne hanno un altro che studia gli oggetti, diciamo, gli asteroidi, qualcosa che può arrivare sulla Terra. Invece questo qua studia vita aliena. Esobiologia, se tu lo cerchi sul dizionario, vedi, ricerca di vita, diciamo, ma non lo so, guarda, è un mistero, eh. Comunque sta di fatto hanno speso 30 milioni di euro. Quindi, ma se tu non credi nella vita al di fuori di questo pianeta e dici che Dio ha creato tutto, allora che lo costruì costa 30 milioni di euro? Manda i soldi in Africa, aiuta i popoli, aiuta i poveri, e fa che vuoi tu. Tanto tu non credi a queste cose, quindi sparagna sto denaro. Ragazzi, scusatemi se vi ho disturbato, abbiamo fatto un po' una chiacchierata. Vi auguro una buona serata a tutti e al prossimo video, ragazzi. Ciao a tutti.